Con Rodolfo Dalla Mora, Disability Manager del Comune di Treviso e dell'ULSS 2, ci può raccontare qualcosa di sé e, se vuole, della sua disabilità? Buongiorno a tutti, io sono un architetto che da molti anni lavora nell'ambito della disabilità, sono una persona con disabilità, vive la disabilità quotidianamente in carrozzina e quindi tutti i giorni, come tutte le persone con disabilità, fanno delle sfide quotidiane per superare o barriere architettoniche o difficoltà quotidiane nel poter svolgere azioni di tipo autonomo, questo è il punto. La disabilità che ho io è una disabilità fisica e questa però non mi permette di svolgere azioni importanti legate all'aspetto dell'autonomia e della vita indipendente. Equazione delle 4A, l'ultima sua pubblicazione. Ma che cosa si intende oggi per nuova cultura della disabilità? È una cultura aperta, non più legata sotto l'aspetto, diciamo, prettamente medico, clinico, ma aperta alla società, al mondo e al territorio. Quindi la disabilità, quindi vista in un'ottica contemporanea, attuale, che la disabilità non è vista esclusivamente nel contesto medico, ma l'ambiente fisico e l'ambiente sociale gioca un ruolo importante e strategico per una definizione di disabilità. Il concetto di autonomia è questo, che noi tutti non siamo autonomi, dipendiamo sempre da qualcuno. Autonomia non significa fare cose da soli. L'autonomia è un concetto che spazia, che va al di là della nostra condizione fisica, no? E quindi essere autonomi significa anche avere bisogno degli altri. Nel corso della nostra esistenza come esseri umani, se noi pensiamo, abbiamo un'evoluzione, un work in progress continuo in funzione ai bisogni e necessità che noi continuamente abbiamo bisogno. Per esempio, la piramide della vita, partiamo da bambini che non riusciamo a parlare e camminare, arriviamo al vertice della piramide, che siamo maturi, poi facciamo la parte poi discendente che è quella dell'anziano. In questa fase della nostra esistenza noi abbiamo, tra virgolette, esigenze e bisogni diversi. Quindi essere autonomi significa lavorare sull'ambiente, sugli ausili e sull'assistenza per dare proprio un grado di autonomia alla persona in base ai propri bisogni e necessità. E a Treviso e più in generale nella Marca trevigiana qual è la situazione oggi su queste tematiche? Diciamo che la Marca trevigiana sta lavorando molto bene, i comuni stanno lavorando molto bene con azioni singole. Se noi pensiamo che buona parte dei comuni, quasi tutti i comuni della Marca trevigiana sono dotati del PEBA, che è il piano eliminazione barriere architettoniche. Poi c'è un grande fermento a livello associativo, molte associazioni sono presenti nel territorio e loro stesse fanno delle azioni importanti nell'ambito dell'inclusione nei confronti delle persone con disabilità. Questo è un punto importante. Primo disability manager in un ospedale, proprio qui all'Oras di Motta di Livenza. Che tipo di esperienza è e quali nuove frontiere ha aperto questo incarico? La figura del disability manager qui in ospedale l'ho portata io ancora moltissimi anni fa e questa figura diventa importante e strategica nel caso specifico nella filiera riabilitativa. È un professionista quindi che si interfaccia con le varie figure professionali che fanno parte della filiera riabilitativa, quindi medico, terapista occupazionale, psicologo, assistente sociale, fisioterapista, per cercare di trovare delle soluzioni di carattere, in questo caso ambientale e di tipo sociale, nei confronti della persona che ha una disabilità. Quindi durante il ricovero il paziente subisce tutto l'iter riabilitativo e nel contempo io mi interfaccio con questi professionisti e con il paziente per cercare di trovare delle soluzioni di carattere personalizzato legato all'aspetto dell'adattabilità dell'ambiente domestico e della mobilità nel contesto urbano e sociale.